giallo di Cornuda, riprese tra i sentieri del Mostaccina a Maser, le ricerche della 43enne ucraina scomparsa da 10 giorni. Domenica il compagno della donna si era tolto la vita nella loro abitazione. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 17 anni e 4 mesi di reclusione a Riccardo Torta per l'efferato omicidio della sua vicina di casa nell'Ipa Gnussat. Doppia condanna in primo grado per la coppia accusata di aver ucciso il barista Antonio Piombo nel maggio dello scorso anno in Polesine, dietro il delitto una cieca avidità. A metà dicembre 4 giorni di sciopero dei camici bianchi, alla serata degli ambulatori dei medici di base si aggiunge infatti lo stop degli ospedalieri, la preoccupazione dei cittadini, sempre noi a rimetterci. Via libera al fondo per il ristoro dei risparmiatori dell'ex Popolari Venete, un fondo troppo esiguo dicono alcune associazioni, per altre è il riconoscimento delle vittime da reato bancario. Il Consiglio regionale Veneto ha deciso di prevedere per l'anno prossimo fondi per incentivare le scuole a fare il presepe, una decisione che divide i cittadini. Il termine baccaro, conosciuto anche dai turisti che amano Venezia, con cui si intende la tradizionale osteria veneziana, entra ufficialmente nel vocabolario della lingua italiana. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, la cronaca con il giallo di Cornuda, la scomparsa di Sofia, la 42enne ucraina di cui non si hanno più notizie da una decina di giorni. Questo pomeriggio in prefettura si è riunito il tavolo con il procuratore capo Michele Dalla Costa, le forze dell'ordine e gli uomini del soccorso. Da domani continueranno serrate ed imponenti le ricerche. Si parte dalle pendici del monte Forcella Mostaccino, dove il cellulare della donna ha agganciato per l'ultima volta la cella telefonica, poi più nulla. I dettagli nel nostro servizio d'apertura. Partiranno a 360 gradi da questo parcheggio dove è stata trovata l'auto di Sofia, le ricerche. Ed è qui, vicino al valico del Forcella Mostaccin, che il cellulare della 42enne ha agganciato per l'ultima volta una cella telefonica. Poi il nulla. Lei è scomparsa e il suo telefonino non ha più dato segni di vita. Qui sarà la base degli uomini del soccorso, vigili del fuoco, protezione civile, speleologi e le forze dell'ordine. Noi abbiamo già a disposizione sul campo sommozzatori, cinofili e gruppi del soccorso fluviale per fare la battuta sui vari tipi di terreno che possiamo trovare qui in questa zona che è alquanto impervia. Sul posto ci sono anche già le unità cinofile dei vigili del fuoco di Belluno con 3 cani. Sono cani da ricerca a persona, verranno impiegati adesso per andare a determinare se qualche persona è dispersa in mezzo ai boschi. E le razze che abbiamo qui oggi sono un border collie, un Labrador Retriever e un Nova Scotia Retriever. Si cerca in un territorio vasto che va da Montebelluna, Cornuda, Maser, Possagno. Il 17 novembre è stato Daniel Pascal Albanese, il compagno 50enne, a presentare dai carabinieri la denuncia di scomparsa. Poi il 26 novembre si è impiccato, lasciando in una lettera il suo dolore per la scomparsa della donna. Ma qualche cosa non quadra agli investigatori. Gli stessi familiari di Sofia hanno chiamato dall'Ucraina attraverso il consolato per chiedere aiuto. La 42enne non si sarebbe più fatta sentire. Tutte le ipotesi rimangono in piedi. Si è allontanata e non vuole farsi trovare? Oppure è stata uccisa? Nulla viene escluso. Già dall'altro ieri è stato setacciato il territorio anche con l'ausilio degli elicotteri. Ricerche che per ora hanno dato esito negativo, ma da domani parte la ricerca imponente. Questo pomeriggio intanto in prefettura si è riunito il tavolo per mettere a punto l'operazione di ricerca e il coordinamento degli uomini. 3 paesi dunque legati da un mistero che col passare delle ore diventa sempre più fitto. Montebelluna, dove Sofia lavorava ed era conosciuta, Maser, dove è stata trovata l'auto della donna, ed infine Cornuda, dove la coppia viveva. I vicini di casa sono attoniti e increduli, una bella coppia, sembrava che andassero d'accordo, ma tanto schivi, queste le parole di chi li conosceva.
Mentre le ricerche continuano incessanti, la villetta di Via Iona 15 è sotto sequestro. Tutto è rimasto uguale, ordinato, come se qualcuno dovesse rientrare. Eppure domenica è stato teatro di una tragedia. Daniel Pascal Albanese, 50 anni, si è tolto la vita impiccandosi. Sofia, 42, è invece scomparsa nel nulla ormai da diversi giorni. Era stata proprio la famiglia di lei a lanciare l'allarme. I vicini sono attoniti, increduli. Era una coppia schiva e poco partecipe però alla vita della comunità, ci dicono. Erano una coppia fiatata, che tu sapessi? Abbastanza, sì, erano abbastanza insieme, insomma. Gentili, educate, ma molto riservate. Eppure qualcosa è accaduto, un giallo con tante domande. Perché Daniel non aveva denunciato la scomparsa di Sofia subito? Che cosa è accaduto? 3 i paesi legati da quello che ormai è un mistero: Montebelluna, dove la giovane donna lavorava come badante, Maser, dove è stata trovata la macchina di lei, e Cornuda, dove vivevano. È un giallo per diversi motivi. Intanto perché non si conoscono nemmeno bene le persone, si conosce solamente il padre dell'uomo, e in paese nessuno sa niente però di questa coppia che viveva qui da noi, tra l'altro era anche originario di Cornuda. L'unica certezza che oggi rimane è che Sofia è scomparsa e che non si è fatta più sentire nemmeno dei suoi familiari. La sorella di Daniel invece non crede che lui possa aver fatto qualcosa alla sua compagna, pensa che si sia ucciso per il dolore dal suo allontanamento. Ma le ore passano e di lei non si sa nulla. La cercano tutti ovunque per chiudere un capitolo già troppo doloroso, una famiglia comunque vada distrutta. La Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna a 17 anni e 4 mesi di reclusione per Riccardo Torta per l'efferato omicidio della vicina di casa Nelly Pagnussat. La sentenza stamani nell'aula bunker di Mestre. Nessuno sconto di pena, oltre a quello già garantito dal rito abbreviato a Riccardo Richi Torta. L'omicida di Nelly Pagnussat, la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha confermato la condanna in primo grado di 17 anni e 4 mesi e successivi 3 anni in una struttura psichiatrica per avere cagionato la fine orribile dell'anziana. La sentenza è arrivata stamani nell'aula bunker di Mestre e rigetta in toto le motivazioni contenute nel ricorso presentato dai difensori Giorgio Bortolotto e Antonio Bortoluzzi, che ne avevano chiesto la soluzione per totale incapacità di intendere, di volere e assenza di premeditazione. L'efferato omicidio la sera del 15 gennaio dello scorso anno. Richi Torta, già colpevole dell'assassinio di un finanziere nei primi anni 70, uccise a martellate la sua vicina di casa e poi con una sega elettrica ne martoriò il corpo. Scenario dell'orrore via Caveniera a Mestre. Dopo il brutale omicidio Torta si asserragliò in casa per arrendersi solo al termine di una lunga trattativa. Doppia condanna in primo grado per la coppia accusata di aver ucciso il barista Antonio Piombo nel maggio dello scorso anno in Polesine. 2 colpi di pistola con una Mauser semiautomatica calibro 7,65 al corpo e al viso. Il cadavere lasciato sulla gonera del Po, a Garofalo di Canaro. È un giallo durato appena una settimana, il tempo per gli inquirenti di bloccare quella che hanno sempre considerato una coppia diabolica. Salvatore Ciammaichella, ex carabiniere, e la compagna Monica Desole. Ieri entrambi sono stati condannati in primo grado con rito abbreviato, 20 anni per lui, 18 per lei, ritenuti responsabili del delitto nel quale fu ucciso il 60enne Antonio Piombo, barista di Ceregnano che lavorava al bar della stazione di Padova, trovato cadavere il 28 maggio 2016. Una storia di terribile avidità, secondo gli investigatori, quei carabinieri che all'epoca si trovarono ad arrestare un loro collega. Omicidio volontario con rapina e uso indebito di carte di credito, presa alla vittima. Una rapina nel sangue, e a questa condanna per l'ex militare si uniscono 4 mesi di arresto per violazione della normativa sulle armi. Riconosciuta inoltre una provvisionale di 160.000 euro, mentre il risarcimento del danno per le parti offese verrà stabilito in sede civile. Poco dopo il delitto Ciammaichella venne immortalato dalle telecamere a Guardia Veneta mentre scendeva dalla Fiat Punto di Piombo. A seguirlo, lungo il tragitto, la Peugeot 307 a lui intestata, ma guidata dalla compagna. Successivamente Ciammaichella risulta aver chiesto informazioni in un'armeria a Mirandola, nella Bassa Modenese, per vendere una pistola. Altro indizio di colpevolezza, l'interessamento di Ciammaichella di voler dipingere di bianco la sua Peugeot grigia e la richiesta di informazioni a un collega delle forze dell'ordine per avere dei passaporti per andare in vacanza in Messico. I legali di Ciammaichella e Desole intendono ricorrere in appello. Le motivazioni della sentenza sono attese entro 90 giorni.
Cambiamo argomento, dal 12 al 15 dicembre sciopero nella sanità veneta, perché alla serrata degli ambulatori dei medici di famiglia si aggiunge adesso anche lo stop dei medici ospedalieri e cresce la preoccupazione dei cittadini. Rischio paralisi della sanità veneta a metà dicembre, perché alla 3 giorni di stop dal 13 al 15, annunciata nei giorni scorsi dai medici di base contro la mancata attuazione, secondo i camici bianchi, delle politiche territoriali da parte della Regione Veneto, ora l'ufficializzazione dello sciopero dei colleghi ospedalieri il 12 per il rinnovo del contratto nazionale. Loro rivendicano il fatto che i contratti e quindi i loro stipendi, la loro retribuzione anche di risultato è ferma a qualche anno, per cui chiedono ovviamente che venga aggiornata. Dunque dal 12 al 15 dicembre 4 giornate di stop che preoccupano non poco i cittadini. Lo sciopero dei medici e lo sciopero nei servizi pubblici significa sempre disagio per la cittadinanza e purtroppo è come se non si riuscisse mai a sperimentare una formula nuova per dire facciamo ricadere sulla controparte il danno grave di questa nostra protesta. Qualche disagio negli ospedali sarà inevitabile, ma assicura il direttore Benazzi la salute verrà garantita. I pronti soccorsi ci saranno i medici che accolgono le persone, l'emergenza, urgenza verrà garantita e anche nei reparti comunque ci sarà un medico che garantirà la continuità e la presa in carico. Lo stop dei camici bianchi ospedalieri difficilmente sarà revocato, mentre potrebbe esserci qualche spiraglio nella trattativa tra i medici di base e la Regione Veneto. Credo che ci sia disponibilità sicuramente della Regione al 100% di mettersi intorno al tavolo e di chiudere questa cosa prima che ci sia un ulteriore sciopero. Mi pare che anche dai medici di famiglia ormai questa disponibilità sia stata ribadita. Intanto dal Tribunale del Malato la richiesta che i camici bianchi coinvolgono i cittadini nelle loro mobilitazioni. Se fai uno sciopero che danneggia i cittadini saranno parte lesa. Se invece gli operatori cominciano a discutere, a dialogare con i cittadini, noi saremo al fianco di queste proteste perché le riteniamo anche legittime. Oggi a Padova la consegna ufficiale della caserma Piave all'università. Ancora senza data certa invece il progetto del nuovo ospedale dopo il fallimento del tavolo in regione. Il rettore Rizzuto ribadisce la necessità della posa al più presto della prima pietra mentre si registrano le prime aperture del sindaco Sergio Giordani. Io spero che il mio ottimismo e la mia determinazione portino fortuna anche ad altri progetti per la città. Poco meno di un anno per la concretizzazione del progetto campus universitario e la caserma Piave, ancora fermo, e lo dice chiaramente l'università in un'occasione tanto solenne, il nuovo ospedale della città. L'entusiasmo accompagna il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, ma sul fronte sanità per ora non si registrano concreti passi in avanti. La Regione vuole le aree di Padova Est, zona individuata dai tecnici gratis. Il sindaco Giordani cerca una via d'uscita onorevole, pone condizioni, ma anche le prime aperture. Non ho mai detto questo, ho detto che ce la faremo, dipende dai modi. Se la Regione fa un passo in avanti anche il Comune lo può fare? Certamente, io sono per ottenere risultati, non ho bisogno di vincere io. Per Padova il sindaco sogna 3 regali di Natale, il nuovo ospedale, il Parco delle Mura, la prima linea del tram, ma intanto, prima l'università a ricordarglielo, l'orologio va avanti. Certamente voi sapete che il tema dei tempi dell'ospedale per me sono fondamentali. Noi vogliamo la prima pietra e vogliamo che la prima pietra porti rapidamente a un'istituzione universitaria all'altezza di quello che questa città merita, questa regione merita e questa scuola di medicina può dare. Continua a parlare di spirito di collaborazione il rettore Rizzuto, che sulle richieste dell'università rimane fermo. Noi siamo a disposizione delle istituzioni per poi introdurre i contenuti di cui c'è bisogno in un assetto che sia un assetto razionale ed efficiente. Non vogliamo doppioni, non vogliamo una sanità che nasca inefficiente. Nessuna data certa su nuove convocazioni del tavolo, nelle mani del Comune. La partita. Ed ora le popolari venete. Da Roma ha approvato il fondo per il ristoro dei risparmiatori, un fondo troppo esiguo secondo alcune associazioni, mentre per altre è il riconoscimento delle vittime da reato bancario.
Via libera della Commissione Bilancio del Senato al fondo per il ristoro dei risparmiatori stritolati dal fallimento o in liquidazione coatta delle banche, tra queste Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il governo ha istituito il fondo vittima della reato finanziario, è un primo seme che ora la politica deve alimentare perché possa soddisfare in maniera forte tutti i risparmiatori traditi. Soddisfatto Patrizio Miatello che da Ginevra, dove sta portando la questione delle ex popolari all'attenzione dell'ONU, parla di un seme piantato in quello che sembrava un deserto, un piccolo seme da 50 milioni di euro a fronte dei miliardi bruciati con il crack delle due ex popolari, che non soddisfa altre associazioni che anzi sono critiche. Non è nulla di quello che ci aspettavamo, noi non volevamo un fondo, volevamo un ristoro per tutti, hanno trasformato una possibilità di riscatto per il sistema in un fondino, in un fondo da caffè. Difende l'operazione il senatore del Partito Democratico Giorgio Santini, che proprio dal Senato raggiunto al telefono lascia margini per sperare ai risparmiatori delle due popolari venete in qualcosa di più. È destinato ad avere anche altri finanziamenti attraverso un meccanismo già individuato nel fondo per poter dare risposte ai tanti risparmiatori che possano dire di essere stati truffati nelle operazioni bancarie. Non tutti però potranno accedere al fondo. Si dice nel testo che non abbiano già avuto una diversa forma di ristoro. Resta al Ministero Economia e Finanze definire con un prossimo decreto i criteri. Torniamo alla cronaca con le immagini di Salvuccio Riina, scortato dalla polizia mentre lascia Padova e viene portato in una casa lavoro in Abruzzo. Sorride beffardo, quasi un ghigno, mentre i poliziotti lo accompagnano fuori dalla questura. Jeans strappati, piumino nero e pashmina rossa bordeaux. Salvuccio Riina da ieri sera non vive più a Padova, fine della libertà vigilata. Ora dovrà trascorrere il suo tempo in una casa lavoro a Vasto in Abruzzo, una struttura destinata, come spiega il sito del Ministero di Giustizia, a internati per reati di associazione mafiosa o camorristica che stanno insieme a detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche. Festini a base di droga, acquisti di cocaina e incontri con pregiudicati registrati dai poliziotti dello SCOL, Servizio Centrale Operativo, hanno caratterizzato questi anni di vita a Padova del figlio del boss dei boss. Molte le violazioni degli obblighi, addirittura una mattina all'alba è stato sorpreso mentre accompagnava la fidanzata alla navetta per l'aeroporto. Insomma una doppia vita. Riina Junior era arrivato nella città del Santo nell'aprile del 2012 dopo aver passato alcuni anni in carcere per una condanna per associazione delinquere di stampo mafioso. La bella vita padovana ora però è finita e per lui inizia un nuovo percorso in Abruzzo. Per gli inquirenti in questi anni non ha perso la sua indole e il suo comportamento. Nevicate sulle montagne venete, i fiocchi hanno iniziato a scendere nella notte e sono stati registrati stamane accumuli tra 1 centimetro come a Cortina e 5 centimetri in altre aree delle Dolomiti. Nevicate anche a Belluno e a Feltre, neve che secondo le previsioni attuali è attesa anche nei prossimi giorni, in particolare venerdì e sabato, non si esclude qualche fiocco anche in pianura. Intanto il centro funzionale decentrato della regione Veneto, che sta monitorando lo stato del tempo, ha dichiarato la fase operativa di attenzione per nevicate nelle zone dei fondovalle alpini e prealpini dalle 18 di oggi alle 24 di giovedì. Proprio giovedì sera ci sarà un ulteriore calo termico con gelate diffuse fino in pianura. Il clima infatti particolarmente rigido anche dopo l'evento nevoso favorirà la formazione e la persistenza di ghiaccio. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con la decisione del Consiglio regionale Veneto di prevedere per l'anno prossimo fondi per incentivare le scuole a realizzare il presepe, una decisione che divide i cittadini. Finanziare i presepi nelle scuole, stanziare dei fondi per incentivare i dirigenti scolastici a ripristinare un simbolo della tradizione cristiana che rischia di scomparire. Fa discutere e divide il contenuto della mozione approvata in Consiglio regionale su iniziativa del gruppo Centrodestra Veneto, che la maggioranza ha recepito, rendendosi disponibile a prevedere specifici contributi dal Natale 2018. Riteniamo
quindi che un'azione della Regione sia doverosa e sia doverosa anche per riaffermare appunto i nostri principi che, andando avanti di questo passo e naturalmente vedendo il multiculturalismo sempre più presente all'interno delle scuole, naturalmente potrebbero andare persi. Presepe è simbolo da preservare, così come il crocefisso nelle classi, afferma il consigliere, iniziativa che inevitabilmente divide i cittadini. Penso che sia un'ottima iniziativa, il presepe è qualcosa che classicamente appartiene alla nostra cultura, quindi penso sia una cosa importante e interessante. Io sono d'accordo, poi bisognerebbe anche rispettare forse le altre religioni. Io comunque ho i miei nipoti che vanno a catechismo, perciò per loro anche me l'hanno richiesto onestamente. È sbagliatissimo. Non ritengo che debba essere accentuato l'aspetto cattolico in contrapposizione al discorso degli stranieri e della religione musulmana. Non è una cosa tanto giusta secondo me, perché sono soldi sprecati. Non serve un presepe nelle scuole, serve più concretezza per altre cose più importanti che del presepio, insomma. Conosciuto ormai anche dai turisti internazionali che amano Venezia, il termine bacaro, con cui si intende la tradizionale osteria veneziana, è stato accolto nel vocabolario della lingua italiana Zingarelli, edito da Zanichelli, che compie 100 anni di storia. Il bacaro veneziano è solo l'ultimo esempio di parole venete entrate nel vocabolario. Nel corso degli anni erano infatti già entrate parole come ciacolare, pearà, tocio, skei, solo per fare qualche esempio. Ed ora, per un gradito ritorno su Antenna 3, diamo la linea a Lele Marcassa. Ragazzi del TG, allora vi ricordiamo che questa sera inizia la nuova avventura della Zanzega, siamo alla 5ª edizione, parleremo del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino, parleremo di storia, di gastronomia, di tantissime cose belle che abbiamo in queste terre meravigliose. Come sempre al mio fianco il buon caro vecchio Ivo Gallo, mi raccomando, tutti i mercoledì sera alle ore 21:15, proprio qui su Antenna 3 va in onda la Zanzega. Vi ricordiamo anche la replica della domenica pomeriggio, l'applicazione Antenna 3 da scaricare sui vostri smartphone per rivederci e poi lo streaming e tutti i contenuti rivedibili anche a distanza di tempo su www.antenna3.it. La Zanzega sta tornando questa sera, dopo il TG vi aspettiamo numerosi. Ciao, a dopo! Con questo appuntamento termina questa edizione dei nostri telegiornali, vi lascio le previsioni del tempo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Ultime piogge sulle nostre regioni, ma tempo in via di miglioramento. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo moderatamente instabile, ancora con qualche precipitazione possibile sulle province centro-orientali, ma in esaurimento entro sera. Deboli nevicate sopra i 600-700 metri. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 8 gradi, valori notturni attesi tra -2 e 4 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Ancora cielo spesso coperto con precipitazioni via via più diffuse sulla Venezia Giulia, piogge in esaurimento entro sera, neve sopra i 700 metri. Temperature massime comprese tra 6 e 10 gradi, valori notturni attesi tra 2 e 6 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tempo in deciso miglioramento con scarse precipitazioni segnatamente sui confini esteri e sui settori più orientali, nevose anche a bassa quota. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori notturni tra 0 e 2 gradi. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti invece saranno moderati da ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.